Su un sostegno economico per i 21 lavoratori ex Sirma che per 6 mesi hanno trovato impiego temporaneo in provincia di Venezia grazie ad un progetto della Regione Veneto. Oggi una delegazione di dipendenti ha incontrato la Presidente della provincia Francesca Zaccariotto e l'assessore Paolino Danna. Sentiamo le interviste di Enrico Borella. Assessore Danna, il 7 luglio è terminato il primo progetto di pubblica utilità che ha visto impiegati in provincia 21 dipendenti ex Sirma. Questo primo progetto è terminato e adesso cosa succederà? Allora, questo primo progetto che è terminato dobbiamo ringraziare chiaramente la Regione Veneto che con una delibera regionale appunto del 2009, dell'agosto 2009, ha dato la possibilità a tutti i comuni, alle province di tutta la Regione Veneto di poter creare un progetto ad hoc per tutti coloro che terminavano la mobilità nel 2009. Oggi purtroppo il 7 di luglio è terminato, adesso stiamo cercando di capire assieme con Regione e con i vari comuni della provincia di Venezia di capire se possiamo così riproporre un progetto che dobbiamo non definirlo più progetto Sirma, ma possiamo chiamarlo progetto di pubblica utilità per capire come e in che modo possiamo partire con questo tipo di progetto. Le risorse le stiamo creando, le stiamo cercando di sviluppare anche perché la problematica dell'occupazione, dell'emergenza occupazionale c'è ancora. Stiamo cercando di far sì che costruiscano un progetto nuovo per altri 6 mesi, ma la cosa non può ripetersi all'infinito perché le persone hanno bisogno di una stabilità in qualche modo, altrimenti finiti questi 6 mesi un altro progetto penso non sarà possibile averlo.